Scatman's World. Da Grenoble a Risol. Tappa dura perché siamo anche come freschezza non siamo messi bene, raga. Sono 11 km di salita e sti qua cominciano a tirare. Attenzione. Occhio Cume, non staccarti Cume per cortesia. È dura, raga, è dura. È molto dura. Però siamo qua, ci siamo anche noi. Non voglio perdere troppa attenzione del pubblico in mezzo ai coglioni. Pubblico appassionato, però ogni tanto rompe un po' i maroni. Attenzione, parte la maglia gialla. 7,5 km. Riesco un po' a rifiatare. Per il momento teniamo, teniamo per il momento. Per il momento teniamo anche noi. Incredibile, però non ho più la barra gialla, ragazzi. La barra gialla non c'è più. Bravo Kuma, cazzo, questo non me l'aspettavo, proprio che non ne sono in forma neanche gli altri. Ora il mio sta tirando il mio della Saxo, grandissimo! Ti lovo. Grande. Ma chi è sto stronzo? Cazzo, 83 in montagna. Ed è anche un giovane terzo, porca puttana. Non ci credo. Non ci voglio, questo è un colpo gobbo però, eh. Questo è un colpo gobbo del mio compagno di squadra, ti odio. Ti odio, cazzo. Porca puttana, guarda che salita adesso, guarda che salita. Andiamo di gel. È che non ho proprio la forza. Però non perdo, non perdo. Questo è fondamentale, ragazzi. Va a vincere lo stronzo, il mio compagno di squadra, però complimenti a lui. Complimenti a lui. Basta, io non ce la faccio più. Basta, non ce la faccio proprio più io, sono finito. Proviamo a tirare, vediamo il cume, se si rivela almeno secondo. No, sono morto. Sono un uomo finito, però sono riuscito a tenere. Dai, sono riuscito a tenere benissimo. Grande cume, grandissimo cume. Grande, grande, grande. Il nostro compagno di squadra però ragazzi ha fatto qualcosa di incredibile. Sono scioccato, raga, sono veramente scioccato. Se voglio vedere anche sto qua perché... È lui il nostro capitano allora. E se non partiva quello stronzo poteva avere qualche energia in più. Porca troia. Comunque ottimo quinto posto al tour, sono strafelice. Quindi consolidiamo la top 10, siamo in top 10. E penso anche alla classifica dei giovani. Eh, Però no, in realtà i due coglioni c'è Arnaud della Morena che mi può battere. Sicuramente mi ha preso la maglia bianca. Questo è poco ma sicuro. No, sono scioccato. No, è dopato questo, ragazzi. Abbiamo un dopato in squadra. È un dopato in squadra, raga. Adesso lo squalifico io, lo squalifico io. Vediamo un po' la classifica. Sicuramente la classifica generale ho recuperato. Cioè 1,16 ho preso da sto stronzo. Siamo quinti nella generale, ragazzi, a 1,18, non ci credo. Grandissimo Kume, leggenda Kume. Globale appunti Peter Sagan. Montagna Fernandez. Migliori giovani, eh sì. Eh sì. E siamo primi di squadra. Bravi, dai, bravo Kume, però la mare in bocca.
Ah, attenzione però, attenzione, vedi, è un nuovo corridore, 23 anni, è veramente un fenomeno. Eh sì, siamo contro un free gen, diciamo. È bello forte anche. Beh, speriamo bene, cazzo, non me l'aspettavo questa. Ok, comunque abbiamo un buon... abbiamo una bella squadra, abbiamo fatto bene a rimanere la Saxo Tinkoff. E sono un po' scioccato, raga. Embur Carpentras, perché rischio di perdere la maglia bianca. Adesso ce l'ho perché chiaramente la maglia gialla morena. Però vabbè, insomma, dai, pazienza. Abbiamo zero come forma di giornata. Qua se sto stronzo mi porta la borraccia mi fa un favore. Ah, ok. A zero anche della Morena. Adesso chiaramente ho visto anche che il contatore è calato molto, sembra la quarta stagione ragazzi, quindi quelli diciamo cominciano ad arrivare anche i giovani nuovi. Eh, attenzione qua per non dormire come. Non dormire, non dormire. Oggi potrei provare a fare lo scherzetto a Morena e partire prima, vediamo. Vediamo come è strutturato una salitina e poi discesa. Quasi quasi ci provo tanto. Ci posso provare. E il Cume prova a scattare, il Cume prova a scattare insieme a qualcun altro. Dai, proviamoci. Cerchiamo di dare fastidio in questa salita. Ok. Non sono riuscito a fare selezione di un cazzo, purtroppo. Niente da fare. Niente, io nelle salite non riesco a fare selezione, non c'è niente da fare. Non sono decisivo. Ho troppo poco in accelerazione, probabilmente. Vabbè. Pazienza, siamo tutti qua. Ho sprecato un po' di energie, però almeno ho cercato di capire com'è la situazione. C'è una merda. Però possiamo ancora far bene, eh? Io ci credo. Il Cume ci crede. Dai ragazzi. Cazzo, quanto vorrei la vittoria di tappa, porca miseria. Vogliono fare l'arrivo in volata, chiaramente. Dai, comendino, dai, comendino. Sì, sti qua stanno massacrando, guarda come spingono. Dai, proviamoci, cazzo. Proviamo a beffarli. Proviamo a beffarli, ma parto troppo presto, sono partito. Vai, Kume. 1 e 5. Attenzione, attenzione. Ah no, ma sono davanti gli altri, sì, ciao. No, non c'è speranza. Non c'è speranza. Mi sono proprio perso i primi. Porca di quella vacca. Ah, l'ho proprio dormita. Pare che manca ancora tanto. No, niente da fare. Niente da fare, è proprio impossibile. Sono tornati tutti. Sono tornati tutti, niente da fare. Proprio mi sono perso il gruppo, il primo gruppo, però comunque, anche se eravamo nel gruppo di testa, recuperavano gli altri, Christoph, Galopin e gli altri. Però siamo presenti in tutte le tappe, sono strasoddisfatto di questo Tour de France, finora stiamo andando molto meglio che nel giro e abbiamo una forma peggiore, è pazzesco. Veramente oltre al ciclismo è impressionante di alta montagna. So cazzi, raga, proprio nel senso più curioso del termine, proprio. Dai veneziano, che cronometro non siamo scarsi, abbiamo un bel 77. Sarebbe bello fare l'impresa, sarebbe una roba devastante. Carpentros momento, quindi mi scuso per le pronunce, ma ok, possiamo andare veloci ragazzi, vai, cronometro documendiana. Vediamo il primo intertempo veneziano come va. Dai, cazzo, regalami un sogno, come tira tutto. Siamo quinti. Fireplace, dai. Dai, cazzo. È indietro della Morena è indietro. Dai, Kume. Dai, Kume. Al secondo.
Intertempo. Cazzo, siamo primi. Ti prego, non mollare Kume, non mollare Kume. Dai, dimostra che l'allenamento è però il secondo della Morena. Dimostra che il culo che mi sono fatto in allenamento porta i frutti, ti prego. Dai, cazzo, un podio al tour, un podio al tour almeno, un podio al tour. Non mi mollare adesso, non mi mollare adesso. Un podio al tour. Siamo terzi, cazzo. Quarti, ma porco. Non ci voglio credere. E prendiamo 1,39 da sto stronzo, ma dai, ma io non ho parole. Ho fatto qualcosa di meraviglioso. No, non ci credo. Siamo terzi al Tour de France globale, questo vabbè, sarebbe un sogno arrivare in zona podio. Però siamo a 2 minuti e 57 da De La Morena, ragazzi. Uno stronzo venuto da Spagna. Questi spagnoli ce l'hanno con me, cioè, è possibile. Perdiamo la giovane. Non ci voglio credere, sono strafelice ragazzi, ve lo giuro, però mi girano anche i coglioni, perché era un podio sicuro al tour. Complimenti a Arnaud della Morena. Non ci credo ragazzi, siamo a metà tappa, una tappa impossibile, e siamo caduti, sia Veneziano che della Morena. Spaventosa caduta, veramente non ho parole. Della Morena forse ha costato il colpo di più, spero. Non ci credo, siamo caduti tutti e due. Che sfiga, oh, che sfiga. Però Veneziano è tornato subito. Abbiamo una forma, abbiamo anche un più uno per il momento. Mamma mia, non ci credo. Era qua che stavo chiaramente valutando il tutto. Perché sapete che registro come gli ultimi 30 km, 35 km. Vedo sta roba, sono rimasto scioccato, in discesa, una caduta spaventosa. Vediamo come sta Della Morena, sfortuna, attenzione, Della Morena in crisi. Della Morena è in crisi. Perché poi il mio compagno di squadra, quindi posso vedere anche come sta. Porca puttana. Stiamo calmi, è occasione veramente d'oro. Ci ribecchiamo tra un po' ragazzi, ma Della Morena ha accusato il colpo della caduta. Che sfiga per Della Morena. Sono caduto anch'io, ma mi è andata molto, molto tappa meglio. Per oggi, mamma mia che tour spaventoso. Della Morena è in A4. Della Morena è finito ragazzi. Della Morena quanto godo. Quanto godo. È chiaro che se stiamo a analizzare qua, la fuga di giornata è andata decisamente in porto. Perché veramente, guardateli, sono stra in fuga. Ma noi ce ne sbattiamo i coglioni perché tanto sono tutti quanti lontanissimi. 2 ore, 1 ora, 44 minuti. Cioè il nostro obiettivo adesso, sta nevicando intanto, spioggia mista neve. Cioè, andare a vincere, andare a riprenderci la maglia bianca di miglior giovane e perché no? E perché no anche la maglia gialla? Siamo in forma, ragazzi, perché se non ho perso niente di stanchezza. Della Morena è proprio fuori. Attenzione, parte qua. Partono due stronzi, Enao e Wellens. Ma a noi non interessa, noi dobbiamo solo stare tranquilli. Adesso tra un po' comincia la discesona e poi l'ultima salita. Io mi sto cagando addosso perché è un'occasione d'oro, eh. Però forse c'è un giovane che... Ai ai ai, però non ci voglio credere. Ho visto la classifica... Scusate un attimo ragazzi, devo controllare una cosa. Mi sembra di no, non lo so. Io sono teso. È ufficiale, sono teso. C'è molta confusione comunque, c'è molta confusione. Parte anche lui Costa. Cerchiamo di non perdere troppo però anche da questi. Non vorrei nell'essere contento per Della Morena, che ormai Della Morena è fuori da tutto perché è indietrissimo, è proprio crollato, la caduta l'ha fregato, mi dispiace ma godo. Ok. Guarda, subito, appena mi riposo un attimo ripartono subito. È impressionante, impressionante. Dai, come sta a ruota, sta a ruota. Lui Costa, abbiamo quinto, sono tutti qua, Galopin.
Attenzione veneziano. Veneziano prova a spingere in discesa. Devo prendere la borraccia, devo prendere. Quanti siamo? No, no, adesso non posso. Palle però. Eh no, devo prenderla, Fioi. Devo prenderla per forza. Ok. Perfetto. E a sto punto teniamoci per la parte finale. Tanto in discesa non riusciamo a prendere vantaggio. 10 km ci manca, vabbè, tanto vanno a vincere sicuramente. Quella fuga di giornata ha sfruttato veramente la super caduta della mattina, dove Della Morena e Veneziano sono caduti con due deficienti, ma Della Morena ha perso tutto, veramente, è pazzesco. Forse rischia di andare fuori dal tour, dalla maglia gialla, veramente incredibile, mai successa roba del genere. E adesso veramente siamo in forma, eh. Dai, vedi una salita grossa, però anche soltanto. Questo non lo capisco però sinceramente. Dai come. Dai come tirala, dai cazzo. Non capisco, sì che ce l'ho la forma, cavolo. Prom. Dai come, dai come, dai come. Niente, non riesco a guadagnare. Il mio problema è questo, che non guadagno un cazzo. Piero Roland, grande vittoria per Pierone Roland. Non ho ancora lo spunto, cioè non ho ancora lo spunto purtroppo. Mancano 2 chilometri. Vedi Quintana, Bardet, non riesco a stare a ruota completamente. Sono più forti, non c'è niente da fare. Spero di non perdere niente. Dai comendone, l'ultimo sforzo, come? L'ultimo sforzo. Dai come? L'ultimo sforzetto. Quintana, Quintana è ma indietrissimo Quintana. Perdo qualcosa purtroppo, vabbè. Vediamo un po' la classifica. Il problema mio è che non ho ancora i parametri in salita per andare via e quindi a sto punto devo veramente stare sempre a ruota. Il discorso è che se mi partono loro io devo al mio passo recuperare, però so, è dura ragazzi, è dura perché quando vedi comunque che ti attacca uno davanti a te in classifica è difficile. L'istinto è quello di andarlo a prendere subito, non è semplice, siamo ancora giovani, 22 anni. Ma il crollo pazzesco. Adesso vediamo un po' come la classifica perché non si capisce più niente. Vediamo se sono riconquistato la maglia giovani. Roland stravince. Noi siamo secondi a 56 secondi nella classifica individuale. Ragazzi, oddio, stiamo calmi. Non ho parole, ragazzi, non ho parole. E nella classifica giovani torniamo primi a 2 minuti e 56. Del Arnaud della Morena è a 20 minuti, è crollato nella caduta della mattina di quest'oggi e io godo. Pazzesco, pazzesco. Raga, siamo secondi nel Tour de France. Anche con molta fortuna, devo dire, le sfortune del giro sono ritornate in culo qua. Pazzesco, raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!